Bentrovati. Il 50% degli elettori italiani rinuncia a recarsi alle urne. Un altro 15-20% degli aventi diritto vota partiti antisistema come il Movimento 5 Stelle e la Lega Nord. Una situazione inimmaginabile solo qualche decennio fa, quando gli italiani andavano alle urne compatti sempre oltre l'80% e votavano partiti strutturati con ideali diversi ma distanti anni luce dal populismo cialtrone attuale. Ecco alcuni esempi che spiegano perché c'è questo distacco dalla politica, questa profonda irritazione degli italiani verso i partiti. La Presidente del Consiglio regionale della Sardegna degli anni 2009-2014, Claudia Lombardo, il 1° dicembre del 2013 ha compiuto 41 anni. Ebbene, questa Lombardo, ex Forza Italia, dal 20 marzo 2014, appunto a 41 anni, gode di un vitalizio di 5.129 euro netti mensili. Così come l'ex consigliere, sempre del Consiglio regionale sardo, Andrea Bianciareddu, che a solo 47 anni percepisce pure lui un vitalizio di 5.129 euro netti mensili. A me pare che questo sia solo un grande scandaloso privilegio che grida vendetta alle più elementari norme sulla convivenza civile. Altro esempio, vi ricordate l'ex ministro della difesa Mario Mauro? Per le prossime regionali all'ex ministro e presidente dei Popolari per l'Italia è riuscito un capolavoro. In Puglia sta col centro-sinistra, col PD quindi di Emiliano, mentre sta con Forza Italia in Liguria, Marche e Campania, ma in Umbria è assieme al nuovo centrodestra, Forza Italia e Lega. In Veneto invece è in coalizione con Flavio Tosi, quindi contro Forza Italia e Lega. Insomma, un cerchiobottismo da o Francia o Spagna, purché se magna. In Campania Vincenzo De Luca è il candidato presidente per il Partito Democratico di Renzi. De Luca non è più sindaco di Salerno perché è stato dichiarato decaduto essendo stato condannato per abuso d'ufficio. Per cui se dovesse venire eletto presidente della Giunta Campana, grazie alla legge Severino, decadrebbe immediatamente. Ma non c'è solo questo particolare che nessuna democrazia decente sopporterebbe. De Luca ha importato nelle varie liste che lo sostengono diversi personaggi vicini alla malavita organizzata, fascisti e alta brava gente, campioni del trasformismo più volgare, personaggi che Renzi stesso ha giudicato impresentabili e invotabili, per cui viene da chiedersi perché il bullo fiorentino non ha bloccato queste candidature. Mi pare una solenne ipocrisia dichiarare solo dopo il deposito delle liste che lui non li voterebbe, così come in Puglia il candidato presidente del PDSino Emiliano ha accolto nelle proprie liste personaggi che hanno come principale obiettivo quello di trovare una poltrona comoda per il proprio fondoschiena. E potrei continuare per ore con questi deprimenti esempi. Per cui mi pare chiaro, finché nel nostro Paese non tornerà in auge un'etica pubblica decente, finché non verrà restituita dignità alla politica, il cittadino che crede in istituzioni pubbliche serie si allontanerà sempre più da questa vergognosa, ignobile politica politicante molto affine ad un mercato delle vacche. Ci vediamo giovedì prossimo.